Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito stamani 52 ordini di arresto contro appartenenti a cosche dell''ndrangheta infiltratesi negli appalti dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Le persone indagate accusate di associazione mafiosa, omicidi ed estorsione sono ritenute affiliate alle famiglie Gallico Morgante Sgrosci Litano e Bruzzise Parrello della zona di Palmi, contrapposte in una sanguinosa faida tra gli anni 80 e 90. Secondo quanto emerso, le cosche imponevano una tangente del 3% alle imprese per la fornitura del calcestruzzo. 4 persone arrestate e 61 denunciate per truffa e falso è il bilancio di un'operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Locri. Tra gli arrestati un noto commercialista di Siderno che, per favorire ditte riconducibili in alcuni casi alla criminalità organizzata locale, attraverso privilegiati contatti con un maresciallo della compagnia di Locri, è riuscito a reperire notizie riservate su accertamenti fiscali in corso, condizionando l'esito finale dei controlli a vantaggio dei suoi clienti. Scoperto anche un vasto giro di incidenti stradali fasulli. La Giunta regionale ha nominato i nuovi dirigenti generali, Dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture e Politiche della Casa Giovanni Laganà, Programmazione Nazionale e Comunitaria Anna Tavano, Politiche dell'Ambiente Bruno Gualtieri, Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale Bruno Calvetta, Autorità di Audit Francesco Antonio Tucci, nominato anche un nuovo commissario straordinario del Consorzio del Bergamotto, Elio Pizzi. Infine è stato approvato il piano regionale per la programmazione dell'attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per il 2010-2012. Saranno commissariate le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, ad annunciarlo il governatore Scopelliti, che ha dato comunicazione al gruppo di maggioranza della decisione concordata con il ministro Ferruccio Fazio nei giorni scorsi. Scopelliti poi, ai suoi primi 2 mesi di governo, ha evidenziato che la situazione sanitaria regionale resta di piena emergenza, visto che il deficit del settore si aggira intorno ai 2 miliardi di euro ed i tagli previsti non possono più aspettare. La provincia di Crotone non si tocca e questo è il messaggio mandato dal Consiglio provinciale straordinario ed aperto che si è svolto ieri pomeriggio nell'auditorium dell'Istituto Pertini. Al consesso provinciale hanno partecipato le istituzioni, alcuni sindaci ed il vice sindaco di San Giovanni in Fiore, Salvatore Audia. È stata decisa una mobilitazione per difendere l'ente e tutto ciò che rappresenta per il territorio. Oggi in Commissione Affari Istituzionali si dovrebbe discutere l'emendamento per la soppressione delle mini province. Si è risolto fortunatamente in tempi brevi il rapimento di Luca, bimbo nato da 5 ore nell'ospedale di Nocera Inferiore. Un fatto che ha riportato alla mente un analogo episodio è successo 27 anni fa a Catanzaro. A ricordarlo all'ANSA la protagonista della vicenda, Maria Caruso, che oggi vive in un centro del Crotonese. All'epoca le venne sottratto il figlio nato da 2 giorni nell'ospedale catanzarese e la rapitrice venne anche allora scoperta dopo poche ore. Anche in quel caso, dopo momenti di ansia, la storia ebbe un lieto fine. Per sabato 12 giugno saranno circa 3.000 i lavoratori calabresi che si recheranno a Roma per protestare contro la manovra che il governo si appresta a varare. Ad annunciarlo Sergio Genco, segretario regionale della CGIL, nel corso di un convegno tenutosi ieri alla Mezzia Terme. Per Genco gli interventi previsti nella manovra altro non sono che una macelleria sociale. Un giudizio critico da parte di Genco sull'operato del governo Berlusconi, reo di aver prima nascosto l'esistenza della crisi e poi di aver dato fondo a interventi depressivi a livello economico e sociale. È stato presentato nella sala consiliare della provincia di Catanzaro il nuovo libro di Emma Laspina, Il suono di 1000 silenzi. È la storia della 10ª di 11 figli abbandonati dalla madre, una donna fredda e dura, che trascorre la sua infanzia in collegio, luogo di deprivazione e di autentico terrore. Ha introdotto il direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata, Angelo Meli. Al termine della presentazione l'autrice ha risposto alle domande degli intervenuti. È stato presentato in conferenza stampa il programma della Kermesse La Primavera del Cinema Italiano, Premio Federico II, che si svolgerà a Cosenza dal 14 al 17 giugno prossimi. Madrina dell'evento quest'anno sarà l'affascinante e talentuosa Violante Placido, ma a calcare il red carpet ci saranno anche Alessandro Preziosi, Sergio Rubini, Isabella Ferrari ed Elio Germano, l'attore che ha ricevuto la Palma d'Oro al Festival di Cannes con il film La nostra vita. Ospite d'onore al Gran Galà finale sarà Stefania Sandrelli.